Castelfranco spente da stasera le luminarie natalizie in segno di rispetto per i funerali di Vanessa Ballan, stessa scelta negli altri comuni della Castellana per la giornata di domani. Esequie alle 14.30 in Duomo, sarà lutto regionale. In procura a Treviso intanto quasi pronte le relazioni chieste dal Ministro della Giustizia sulla mancata misura cautelare per l'assassino di Vanessa, autopsia, l'esito tra febbraio e marzo. Cerca di violentare una studentessa, poi la ricatta con foto di lei nuda per avere un rapporto sessuale. La polizia di Padova arresta il persecutore dopo la denuncia della ragazza. È morto dopo 7 giorni di agonia l'elettricista veronese 47enne che il 20 dicembre era caduto da 6 metri mentre lavorava in un'azienda della provincia Scagliera. A Malo l'inaugurazione degli ultimi 22 km della superstrada pedemontana, domani l'apertura ufficiale, completata l'opera che coinvolge 37 comuni delle province di Vicenza e Treviso. Polemica terzo mandato, se Zaia venisse rieletto ci sarebbe il ventennio. Flavio Tosi torna all'attacco del governatore e della Lega. Da Malo la replica di Salvini, una fesseria. Lotta alla leucemia, i centri ematologici di Padova e Mestre si uniscono per migliorare i trapianti di cellule staminali ed evitare la fuga di pazienti in altre regioni. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3. Come lo avete sentito dai nostri titoli, in apertura i funerali di Vanessa Ballan che si terranno domani in Duomo a partire dalle 14.30 in segno di lutto. Il sindaco Stefano Marcona aveva annunciato che la sera prima del giorno dei funerali si sarebbero spente le luminarie natalizie. Noi vediamo, è già collegata con noi Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto in compagnia del sindaco di Castelfranco. Daniela, buonasera. Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori, te lo faccio vedere immediatamente qua dietro le mie spalle le casette di Natale, le mura, tutto è stato spento, le luci natalizie sono spente. Noi ci troviamo in piazza Giorgione perché proprio qui a Castelfranco nel Duomo domani alle 14.30 ci saranno i funerali di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a coltellate dal 41enne kosovaro che ora si trova in carcere a Santabona. Si prevede un'affluenza importante di persone, fra l'altro ci sarà anche il sottosegretario alla giustizia Ostellari, ci sarà il governatore Zaia, non è escluso che possa anche arrivare il ministro Nordio. Sono in compagnia del sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona, buonasera. Un altro provvedimento proprio per cercare insomma di rendere più fruibile anche la piazza per chi verrà. Sì, abbiamo deciso di anticipare la chiusura del mercato alle ore 11, di inibire il traffico al centro storico, quindi avremo una piazza che dalle 13.30 sarà libera per poter ospitare tutti coloro che vorranno partecipare a questi funerali. Ecco, sul fronte giudiziario è pronta, quasi pronta, sono quasi pronte le 2 relazioni dettagliate richieste proprio dal ministro Nordio per cercare di far luce sulla vicenda di Vanessa Ballan, sulla mancata emissione di un provvedimento dopo la denuncia della giovane per stalking e minacce. Sentiamo però quali sono le ultime novità proprio nel servizio di Christian Arboit. Di rompere il silenzio nel quale finora si è avvolto Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro che si trova in carcere a Santabona per la mattanza di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda a Riese poco più di una settimana fa. Il killer finora non ha mai parlato né subito dopo l'arresto né durante l'udienza di convalida del fermo a Santabona. Apparso poco lucido, così hanno raccontato le sue legali, potrebbe presto chiedere di essere risentito. Nel frattempo le indagini vanno avanti con la procura intenzionata ad ascoltare nuovamente il compagno di Vanessa, Nicola, che a quanto pare conosceva bene il kosovaro, presentato in famiglia dalla stessa giovane donna come un amico e trattato per un certo periodo come tale. In una o più occasioni avrebbero anche pranzato tutti insieme nell'abitazione di Spineda, poi teatro dell'orrore. E questo fino a ottobre, quando il 41enne inviò a Nicola un video intimo che lo ritraeva con Vanessa, rivelando di fatto una relazione. Poco dopo la denuncia per stalking, presentata il 26 di ottobre, subito seguita da una perquisizione nella casa del 41enne a San Vito di Altivole, disposta dalla stessa procura che in questi giorni sta redigendo la risposta per gli ispettori del Ministero che si sono attivati per capire come mai in quel frangente il PM non abbia chiesto una misura cautelare come il divieto di avvicinamento. Le relazioni saranno 2, una sarà a cura dei 2 PM che si alternarono tra il 26 e il 27 di ottobre, l'altra verrà redatta dal procuratore capo. Altre
Altri dettagli utili per le indagini arriveranno dal rapporto finale dell'anatomopatologo, che potrebbe però essere depositato solo a fine febbraio, inizio marzo, decorsi i termini di legge. Arriverà certamente prima l'esito del test di paternità sul feto che Vanessa aveva in grembo. E a proposito di violenza di genere, l'attivazione di codici rossi nella Marca è in aumento. Erano 39 tra metà ottobre e novembre, sono stati 50 nel mese successivo, complice l'effetto della vicenda di Giulia Cecchettin, che ha evidentemente spinto molte vittime a denunciare. Dunque, di qui domani nel Veneto è stato proclamato il lutto regionale, proclamato dal governatore Zaia, e io ti lascio con le immagini che già parlano da sole. Come vedi, tutto è stato spento, tutto è senza nessuna luce. Questo davvero in segno di rispetto per una giovane che ha perso la vita in maniera così atroce. Qui da Castelfranco è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie al sindaco ovviamente Nicoletta Rizzetto che ha curato la parte tecnica. Noi ancora parliamo di abusi sulle donne. La polizia di Padova ha arrestato un uomo che aveva ricattato una giovane studentessa per costringerla ad avere un rapporto sessuale. Sentiamo. Fotografata nuda in doccia e ricattata per costringerla ad avere un rapporto sessuale, la terribile storia è capitata il giorno di Natale ad una ventenne di origine libanese residente a Padova. Qualche giorno prima di Natale la ragazza aveva conosciuto in rete un giovane e aveva iniziato a chattare con lui, un 27enne magazziniere che si era dimostrato fin dai primi messaggi gentile e affettuoso. La studentessa l'aveva così incontrato in centro a Padova il giorno della vigilia di Natale e poi si erano nuovamente dati appuntamento per la sera a casa di lei. Durante la cena però la ragazza ha cominciato a sentirsi male, il 27enne le aveva consigliato di farsi una doccia. A quel punto, mentre lei era in bagno, il giovane ha tentato un approccio fisico cercando di entrare in doccia e soprattutto fotografandola mentre lei era svestita e toccandola nelle parti intime nonostante il suo netto rifiuto. Nonostante il malessere sempre più forte, la ventenne però era riuscita ad allontanare e bloccare il suo aggressore facendolo uscire di casa. Poche ore dopo però è iniziata per lei una nuova odissea. Il 27enne ha cominciato ad inviarle messaggi minacciandola di divulgare le foto di lei nuda sotto la doccia ad amici e familiari se la ragazza non avesse avuto un rapporto sessuale. Messaggi, ricatti e minacce durate per tutta la notte fino a quando la studentessa, esasperata e terrorizzata, si è rivolta la mattina di Natale alla polizia per denunciare tutto. I poliziotti della squadra mobile sono riusciti così a risalire all'identità e al domicilio del giovane molestatore. Gli agenti lo hanno trovato intento a scrivere i suoi messaggi minatori e lo hanno arrestato. In casa aveva anche 25 grammi di marijuana, 2 pistole giocattolo e 2 grossi coltelli a serramanico, tutto sequestrato dagli agenti. È morto la scorsa notte dopo una settimana di agonia Francesco Sinico, 47 anni, vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 20 dicembre a Vestenanova, Verona. L'uomo caduto dall'alto precipitando per 6 metri mentre stava sistemando alcuni punti luce in un'azienda di legnami. Trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in gravissime condizioni, l'elettricista è morto dopo una settimana. I familiari hanno deciso per la donazione degli organi. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Proseguiamo con le notizie. La Pedemontana, a Malo, l'inaugurazione degli ultimi 22 chilometri e la superstrada Pedemontana coinvolge 37 comuni delle province di Vicenza e Treviso. Ora manca solo il collegamento con la 4 a Montecchio che avverrà entro marzo. Sentiamo. Taglio del nastro all'interno della galleria che collega Santo Mio di Malo con Castelgomberto per l'ultimo tratto della superstrada pedemontana veneta, alla presenza del ministro Salvini e del presidente della regione Zaia. È una bellissima giornata perché finisce una grande opera pubblico-privata che servirà centinaia di migliaia di lavoratori veneti e non solo, farà risparmiare tempo, denaro, inquinamento. Sono una ventina di chilometri che vanno da Malo a Montecchio e che verranno aperti al traffico venerdì pomeriggio. L'inaugurazione invece è stata anticipata di un giorno per evitare la concomitanza con i funerali a Castelfranco di Vanessa Ballan, la giovane vittima di femminicidio. Un simbolo dell'Italia che cresce, che crede nelle infrastrutture, nella modernità, in nuove strade, autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, dighe. È quello che sto facendo da un anno a questa parte al Ministero e sono felice di essere partecipe di questo rinascimento delle infrastrutture nel nostro paese.
La Pedemontana coinvolge 37 comuni, molti erano i sindaci presenti ed è la più grande infrastruttura italiana con cantieri ancora aperti. Poco più di 2 miliardi e 200 milioni il costo dell'opera. Il pedaggio, non immune da critiche, è difeso da Zaia. E questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineate verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento del 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri, dopodiché col collegamento definitivo alla 4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi. L'idea era nata all'inizio degli anni 90 per rivoluzionare la viabilità tra le province di Treviso e Vicenza, con 14 caselli, e la dichiarazione di opera strategica per l'Italia è avvenuta nel 2001. I lavori sono iniziati nel 2011 e i 45.000 veicoli al giorno di oggi dovrebbero crescere del 30% una volta completato il collegamento con l'A4 a Montecchio, che avverrà a marzo. Tanti sindaci di questi 37 comuni coinvolti dal passaggio della Pedemontana veneta. Sentiamo gli umori proprio di loro. Tanti i sindaci del Trevigiano e soprattutto del Vicentino presenti in galleria per l'inaugurazione del tratto Malo-Montecchio, l'ultimo della Pedemontana, e diversi gli stati d'animo dei primi cittadini. C'è chi è molto contento, come il sindaco di Malo, perché nel suo territorio dopo anni i cantieri sono definitivamente chiusi. Oggi è una giornata importante perché si inaugura un tratto che ormai da più di 10 anni tocca la nostra comunità di Malo, la Val Lugana in particolare, cuore di quest'opera con il tunnel Malo-Castelgomberto. I sindaci di Montecchio e Brendola invece sono preoccupati e scontenti per i ritardi della A4. Manca il collegamento con l'autostrada che dovrebbe arrivare a marzo. Così ora chi esce dalla Pedemontana intaserà la viabilità ordinaria per rientrare in A4. Da venerdì ci si aspettano 400 veicoli in più al giorno in quel tratto. Il problema è il collegamento diretto con l'A4, il casello dell'A4 e il collegamento diretto dell'A4 non è ancora finito. E questo è un grave problema perché le auto che devono transitare dalla Pedemontana verso l'A4 oppure il contrario devono uscire dai rispettivi caselli e quindi intasare il traffico cittadino. È finita, è giusto che venga aperta, ci dispiace solo che venga aperta prima che venga interconnessa con la A4 e ciò causerà sicuramente dei problemi al traffico nelle nostre zone tra Brendola e Montecchio, soprattutto nella rotonda e nella bretella che collega l'SPV col casello della A4. Lanciano così un appello a realizzare subito il casello, fondamentale per tutto l'Ovest vicentino. Brendola poi chiede cartelli con indicazioni e suggerimenti all'uscita della Pedemontana e personale di supporto in caso di code. Sono arrabbiato con la A4, non con la Pedemontana. Sono arrabbiato con la A4 perché il fine lavori era prevista già a marzo del 2023, quindi avrebbe dovuto essere tutto concluso, casello, collegamento diretto. San Zenone infine non usa mezzi termini, pretende i fondi per la riqualificazione del centro, la messa in sicurezza della strada provinciale con marciapiedi e 2 rotatorie da realizzare e promette battaglia legale con la regione. Sono soddisfatto dell'opera perché è un'opera che serve al territorio, ma non sono soddisfatto della risposta del Presidente perché ho tentato l'ultima mediazione in questo momento, chiedendo un incontro per cercare di trovare un punto di svolta a quella che è la nostra situazione, quella che ci vede fermi per quanto riguarda la realizzazione di quell'accordo che, validato da 2 sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, la Regione deve ancora portare avanti per il Comune di San Zenone. Quindi a questo punto noi andremo avanti con la causa, sentirò i nostri legali e continueremo. Prima o poi San Zenone le sue opere le vedrà realizzate perché ne abbiamo diritto. La politica ora al terzo mandato scintille tra alleati del centrodestra. Con rielezione di Zaia in Veneto ci sarebbe il ventennio, l'attacco di Flavio Tosi, una fesseria, la risposta di Matteo Salvini. Votano i veneti, votano i cittadini, quindi mi sembra veramente una fesseria. Secondo me è logico, è banale, è democratico che se un cittadino apprezza il suo sindaco, il suo governatore, possa continuare a votarlo. Togliergli questa possibilità per forza, per legge, è una sottrazione di democrazia. Voti di Capodanno anticipati tra alleati di centrodestra, con Matteo Salvini che subito dopo il taglio del nastro sul tratto finale della Pedemontana risponde alle dichiarazioni fresche di stampa del suo ex compagno di partito Flavio Tosi, oggi numero 1 di Forza Italia in Veneto. Tosi che sul quotidiano La Stampa, a proposito del terzo mandato, ormai un tormentone politico, ha dichiarato che con la rielezione di Zaia in Veneto ci sarebbe il ventennio, non un'espressione qualunque. Apriti cielo. Qualcuno ha paura
paura che i veneti possano rivotare Zaia, ma io sarei contento, perché vuol dire che sta lavorando bene. Parlare di ventennio però è un commento pesante. Diciamo che qualcuno magari... Non voglio far polemica, dai. E Salvini rilancia: se democrazia deve essere, allora si ritornino a eleggere anche le province. La posizione della Lega è sempre stata chiara, a favore del terzo mandato, a favore della reintroduzione delle province. Oggi le province ci sono a metà come un dopolavoro, ma le province si occupano delle scuole dove vanno i nostri figli e delle strade che usiamo noi per andare a lavorare. Perché non reintrodurre le province elette direttamente ai cittadini con poteri e denari? Lotta alla leucemia. I centri ematologici di Padova e Mestre si uniscono per migliorare i trapianti di cellule staminali ed evitare così la fuga di pazienti in altre regioni. Abbattere i 30 km di distanza che separano gli ospedali di Padova e Mestre, creando una centrale di trapianto metropolitano per le cellule staminali. È il programma che ha unito l'azienda ospedaliera di Padova con l'ULSS 3 Serenissima, mettendo in rete unità cliniche e unità funzionali collegate che afferiscono a strutture sanitarie differenti, ma creano un unico sistema assistenziale. Vuol dire creare un'unica struttura organizzativa. Dopo i trapianti verranno fatti sia a Padova che a Mestre, ma sono quindi sotto un'unica gestione organizzativa dove la direttrice è la dottoressa Skert, col personale quindi che è Padova e Mestre, che si interfaccia periodicamente, giornalmente, quindi nella gestione dei pazienti. Questo programma tra i due centri di trapianto di Padova e Mestre serve principalmente a soddisfare le esigenze dei pazienti che altrimenti sarebbero stati presi in carico in altre regioni. Serve anche, però, a condividere l'esperienza e ad ampliare la ricerca di donatori. La collaborazione assicura inoltre una migliore gestione dei pazienti fragili. Bene per i pazienti perché appunto, come dicevo, non sono più costretti a recarsi fuori dal Veneto. Vi posso dire che mi è capitato più di qualche volta di qualche paziente che doveva fare il trapianto allogenico come terapia salvavita proprio, quindi si intende che se uno lo fa muore, che ha rinunciato per motivi familiari perché non aveva un familiare che poteva assisterlo per i 3 mesi vicino a casa. Ora in totale i posti letto a disposizione per i trapianti sono 13, con una media di trapianti da eseguire in un anno di circa 90. Il primo trapianto allogenico, ovvero da un altro paziente a Padova, è stato fatto il 28 settembre di quest'anno, il quarto nelle scorse ore, mentre sono stati 50 gli autotrapianti. Per questa edizione è tutto, ora vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Resiste un regime anticiclonico, ma il sole sarà davvero per pochi. Il tempo si rivelerà decisamente uggioso. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 dicembre. Sul Veneto questa giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto, come vediamo dalla grafica. Sono attese nebbie in pianura e nelle valli, spesso persistenti. Le temperature saranno stazionarie, dunque poche differenze rispetto ai giorni precedenti. Minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 11 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà nuvoloso con probabili foschie e nebbie. Dal Carso alle Alpi Giulie possibili pioviggini. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso, con più sole e solo con qualche nube sui settori più meridionali. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.